al telefono c'è adesso una che c'è sempre, che fa tanto per la musica napoletana, non solo quando è presente fisicamente a Napoli, ma lo fa proprio in maniera nazionale. e infatti siamo felici che nostra amica, felici che lei segue molto la musica napoletana, felici tra l'altro che lei passa anche qualche piccolo refrain all'interno del suo programma seguitissimo Pinocchio di Radio DJ. Abbiamo al telefono Miss Lapina, salve. Buonasera, ma che onore, dopo Maria Nazionale sono commossa ragazzi, buonasera. E noi siamo felici piacere. E noi siamo felici di ospitarti. Allora Pina, questa sera noi, avrai capito, stiamo facendo il processo alla musica neomelodica, stiamo cercando di capire dalla viva voce l'imputato è innocente. Certo, assolutamente sì, anche perché te fai tanto per la musica napoletana e questo ovviamente Napoli e i napoletani e i neomelodici te ne sono grati. Non niente per niente, io lo faccio perché mi arriva molto indietro, c'è il piacere di ascoltarla e di essere, nonostante vivo in una città come Milano, sempre al caldo ascoltando quella musica. Infatti, allora raccontaci un po' le tue impressioni, visto tu sei una DJ molto conosciuta, appassionata di musica napoletana. Ti dico sinceramente che trovo l'imputato in perfetta salute. Anzi, sempre pronto a rinnovarsi di entusiasmo, di partecipazione, di frequentazione, perché comunque ogni volta mi sembra che ci sono delle gran novità e quindi questo vuol dire che la gente ha ancora l'entusiasmo di farlo, gli storici non perdono invece la loro verve, la loro allure, quindi continuano a fare cose belle. Io direi che è tutto a posto, no? Pina, sì, sicuramente tutto a posto. Sono Antonio D'Addio, il direttore di Shuei. Noi ci siamo incontrati a Melogrammi, al Bolivar. Mi mandi ti ho mandato delle prime copie, adesso ti manderò anche le altre, sì. Ti pregherei, sì. Senz'altro. Senti, volevo sapere, ma come è stata accolta dalla tua emittente radiofonica questa idea tua di mandare i neomelodici? Guarda, dal punto di vista del pubblico di brutto, proprio super contenti, anche perché appunto non è facile sentire certe cose su canali nazionali, quindi dal punto di vista del riscontro del pubblico è stato veramente un super caloroso, diciamo. Gli editori? Gli editori, ma non so, è che sai, sono responsabilità che io mi prendo all'interno del mio programma e che io cerco di gestirmi per il mio gusto personale. Ti dico la verità, nessuno mi ha detto niente, nel senso che un po' a casa mia me la comando anche. Giusto. Senti Pina, ma le tematiche che ti piacciono di più di queste canzoni napoletane? Vabbè, l'amore, con 2 M però. l'amore napoletano. Allora, Pina da Radio DJ direttamente a Radio Studio M, in un'intervista passata fatta. Mi ricordo che una volta che stavo là ho chiamato e mi sono fatta fare la dedica. Brava, è vero. E proprio durante quella volta hai fatto una dichiarazione un po' pesante, però un po' anche vera, che sono i napoletani. Io una volta ho chiamato proprio in quell'orario in cui la gente chiama e fa le dediche, ho detto da Pina e Piano, me lo ricordo, come utente proprio. Pensate. No, dicevo, hai fatto una volta in un'intervista fatta alla radio, una chiacchierata qui a Studio M, hai dichiarato dicendo che i napoletani sono spesso, come dire, sono il napoletano che pregiudica la musica napoletana e non è assolutamente chi ascolta la musica da Milano o da Torino. No, io questa cosa non l'ho mai detta sinceramente. Ti dico che al limite posso aver visto a Napoli qualcuno che diceva che non gli piaceva un certo genere più che a Milano, certo, ma probabilmente questo sta nel fatto che a Napoli questa musica è molto più diffusa e a Milano meno. Infatti, no, evidentemente anche il pubblico di Milano, quello di Torino, quello del nord Italia, ma anche quello di Roma. Per tutti i generi musicali, no? Infatti, genere al suo seguito. No, ma forse poi assimila anche questa musica in maniera diversa da come l'assimila ad esempio Di base sai cos'è il problema secondo me? Allora, questo è un genere musicale, deve essere apprezzato come tale, può piacere o non piacere. A me quello che mi dispiace è quando a questo genere musicale viene associata un'immagine che non c'entra con la musica. Certo. Questa è la cosa di cui io mi dispiaccio. Poi insomma quello che posso fare nel mio minuscolo cerco di farlo. Lo fai benissimo, lo fai davvero bene. Non è neanche detto che debba piacere a tutti, insomma ognuno è libero, cioè, chi piace il rock, chi gli piace il soul, chi gli piace il funk, ognuno ha diritto di scegliersi la musica
è come i vestiti, no? Ognuno si mette una canzone addosso la mattina e se la porta fino a sera, no? Ma Quindi infatti. ognuno ha diritto di scegliere nel suo armadio la sua canzone giusta. Io molto spesso mi presto con delle canzoni napoletane. Pina, io ho una curiosità, visto che sei amante della musica napoletana, così potendo scegliere una serenata sotto al tuo balcone di un cantante neomelodico, da chi te la faresti cantare? Mi piace Raffaella a me. Ma guarda, il nostro regista ha già preparato Raffaello dopo, quindi figurati. No, vero? Manco a saperlo proprio. Allora, a me piace Raffaello un sacco. Quale canzone vuoi ascoltare? Oh, bene ancora, mi piace un sacco. Mi piace anche Fammi provare di Rosario, tantissimo. Che ascolteremo dopo, poi c'è anche una bella intervista. Mannaggia, poi io sono a Riccione, non mi sento niente. Ma devi accendere lo streaming, tesoro, perché devi ascoltarci. Sono in mezza via, in mezza via pure io. Un giorno arriveremo anche a Riccione. Allora, Pina, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi. No, ragazzi, grazie a voi che continuate a spingere questa roba. Io non vedo l'ora che questa cosa si diffonda di più e che se ne possa godere. Vabbè, io c'ho il mio iPod che è caricato a non manca mai. Mai. Casomai qualche volta registrati qualche nostra trasmissione dallo streaming e poi te la riascolti in iPod. Benissimo. Senti, un bacio a tutti, proprio un bacione enorme a tutti e uno speciale per Armando. Grazie mille tesoro, e poi ascolta, tu salutami Emiliano Pepe, che ti aiuta tanto a trovare anche i pezzi nuovi della musica napoletana. Assolutamente. Ok, grazie. Grazie alla Pina.